Buongiorno Lazzari. Allora, oggi siamo qui nella centralissima via Medina di Napoli per raccontarvi una storia che esattamente 200 anni fa sconvolse non solo il regno di Napoli, ma tutta l'Europa. Volete sapere qual è la storia? Bene, venite con me, andiamola a scoprire. E la nostra storia comincia proprio da qui, dalla chiesa così chiamata di San Giuseppe Maggiore con annesso convento, la chiesa già nota come chiesa di San Gioacchino, ma soprattutto oggi chiesa di San Domenico all'Ospedaletto. Pensate che fu edificata nel 1514, era proprio attigua, infatti a questo edificio vediamo che c'è quello che era una volta il convento, che poi era prima di tutto ospedale, era un ospedale dei frati francescani. Adesso oggi l'edificio è utilizzato come distaccamento della questura centrale di Napoli e la storia parte proprio da qui. Abbiamo detto che la storia parte da qui, dall'Ospedaletto, ma si conclude 100 metri più avanti, dove c'è Piazza Santa Maria la Nova a Napoli, e ci parla di un personaggio che a cavallo tra il Settecento e l'Ottocento era conosciuto in tutto il regno di Napoli, ma non solo, abbiamo detto all'inizio, anche in tutta Europa. Sto parlando di padre Nicola Onorati, detto Columella. Andiamolo a scoprire. Padre Nicola Onorati nacque a Caraco il 26 agosto del 1764. Caraco a quel tempo rientrava nel territorio di Principato Citra, quindi dipendente da Salerno, oggi invece uno dei tanti paesi fantasmi della provincia di Matera. Dopo un periodo di noviziato a Bologna, venne trasferito a Napoli proprio nel convento di San Diego dell'Ospitaletto, convento dei frati minori osservanti, o meglio conosciuti come francescani. A soli 18 anni venne nominato lettore di filosofia presso il Real Collegio dell'Annunziata, meglio conosciuta come Annunziatella. A 24 anni Ferdinando IV di Borbone gli assegnò la cattedra di agraria alle Regie Scuole di Salerno e nel 1808 Gioacchino Murat gli assegnò la cattedra d'agraria all'Università Federico II a Napoli. Le sue lezioni venivano svolte anche all'interno del Real Orto Botanico di Via Foria, di cui ricoprì per diversi anni anche l'incarico di direttore. Nicola Onorati, il professor Nicola Onorati, fu dunque un attento studioso dell'agricoltura e scrisse numerosi trattati, tra cui uno con il quale dettava consigli su come migliorare il vino, Memoria sul miglioramento dei vini napoletani. Ma non era solo un agronomo, fu anche studioso di matematica, teologia, filosofia, pastorizia, veterinaria, di storia, fu poeta e compose numerose liriche. Pensate che padre Nicola Onorati fu accusato anche di essere un giacobino, infatti il suo nome fu ritrovato in una lista, ma poi ben presto si scoprì che si trattava soltanto di una omonimia, quindi lui non c'entrava assolutamente niente. Per questo, per evitare ulteriori equivoci, fece aggiungere il soprannome Columella, come il famoso scrittore antico romano che scriveva appunto di agraria. Anzi, padre Nicola Columella scrisse lodi anche a favore dei Borbone, come le famose onoranze scritte per Carlo III di Borbone, appunto. Ma voi vi starete chiedendo, e qual è l'evento che sconvolse l'Europa? Ebbene, siamo proprio qui,
all'interno del complesso di Santa Maria la Nova, dove padre Nicola Onorati fu nominato priore appunto del convento a causa della soppressione di San Diego all'Ospedaletto per editto di Giuseppe Bonaparte. Era la notte tra il 10 e l'11 gennaio del 1822, esattamente 200 anni fa. Padre Nicola possedeva una ingente somma di denaro, costituita da centinaia di ducati, denari accumulati dalla vendita dei suoi numerosi libri, ma soprattutto dagli onorari che percepiva per le lezioni universitarie, chiaramente. E fu proprio questa la causa che scatenò questo atroce delitto. Padre Nicola Onorati, priore del convento di Santa Maria la Nova, aveva come suo segretario il padre Pasquale di Francesco, poco più che trentenne, e per questo ne conosceva tutte le abitudini e tutti i suoi segreti. Capitò che in quei giorni bussò alla porta del convento il frate francescano Luigi Pisanelli, poco più che ventenne, ma dal passato burrascoso. Era stato infatti mandato via da diversi conventi del regno e padre Onorati lo accolse solo per la notte, con la promessa che l'indomani sarebbe andato via. Ma il giorno dopo, confidando nella clemenza del priore, il giovane francescano promise che si sarebbe comportato nel modo più cristiano possibile e restò ancora per qualche giorno finché non strinse amicizie con frate Pasquale di Francesco, il segretario di padre Nicola Onorati, e da lì questi arrivò sino a raccontargli della grossa somma di denaro che lo stesso custodiva nella sua cella. Tra i due nacque una complicità sino ad arrivare al punto di decidere di assassinare e derubare il malcapitato. Così, la mattina del 10 gennaio 1822, il giovane frate Luigi Pisanelli uscì di buon mattino ed andò nella zona di Largo di Palazzo, dove acquistò da alcuni ambulanti un coltellaccio ed una sacca dove nasconderlo. Quella notte stessa il De Francesco fece segno al Pisanelli che il padre Onorati era nella sua cella ed il fattaccio poteva essere compiuto. Così fu. Il segretario, dopo il segnale, si ritirò nell'infermeria dove dormivano alcuni confratelli infermi ed anziani. Il Pisanelli invece entrò nella cella del priore e con la scusa di chiedergli di leggere una lettera a lui giunta, lo colpì con un fendente alla testa. Padre Nicola cadde in terra ma non morì subito. Resosi conto di ciò, Luigi Pisanelli si avventò contro e lo colpì ripetutamente alla testa con altre coltellate sino ad arrecargli la morte. Dopodiché cominciò a frugare nella cella in cerca dei ducati. L'indomani il giovane frate assassino scappò nelle sue terre natie, tra Avellino e Benevento, ma dopo pochi giorni venne catturato e processato. Fu giustiziato per impiccagione fuori Porta Capuana il 9 luglio 1822, mentre il suo complice, frate Pasquale di Francesco, venne condannato all'ergastolo e scontò la sua pena sull'isola di Santo Stefano, ma fu rilasciato dopo 30 anni con l'istituzione dell'Unità d'Italia. Ecco, di questo avvenimento ne parlò tutta l'Europa, perché padre Nicola Onorati Columella era conosciuto in tutta Europa grazie ai suoi studi, le sue sperimentazioni sulle innovazioni, sull'agricoltura, sulla pastorizia, sulla veterinaria.
grazie ai miglioramenti che apportò alle coltivazioni. Che dire, ed oggi, a noi napoletani del terzo millennio, dopo esattamente 200 anni dalla scomparsa, non ci resta che onorare e ricordare padre Nicola Columella, qui tra l'altro sepolto proprio nella chiesa di Santa Maria alla Nova, magari con una preghiera, perché no? Ciao, adieu, alla prossima!